Allora, l'altra volta vi avevo preavvertiti che oggi avremmo parlato un po' stiamo parlando sempre di elezioni del 1924, quelle in cui il listone fascista ottiene la maggioranza dei voti e la maggioranza nel Parlamento italiano. E appunto vi avevo accennato che per quanto riguarda le terre di confine, il territorio era stato raggruppato in un'unica circoscrizione elettorale che comprendeva le nuove province, cioè Gorizia, Trieste, Pola e la città di Zara, perché dobbiamo ricordare che era stata annessa all'Italia anche la città di Zara. Non era compresa la città di Fiume perché la città di Fiume non era stata ancora annessa all'Italia, verrà qualche mese dopo le elezioni. A questa circoscrizione era stata aggregata anche la provincia di Udine, quindi una vecchia provincia. A rappresentare diciamo, i territori della provincia di Gorizia, ricordiamoci che la provincia di Gorizia era stata soppressa nel 1923, per cui praticamente non esisteva più, la provincia era stata divisa fra Udine, Trieste e un pezzetto anche a Pola. Diciamo, a rappresentare il territorio del Goriziano ci sono 4 deputati. E vi raccontavo già della contraddizione, per cui uno solo era fascista e 3 fascisti non erano. Allora c'è da dire che nella circoscrizione orientale, chiamiamola così, dovevano essere eletti 23 deputati complessivamente. In base alla legge Acerbo, 15 andavano al partito di maggioranza, che quindi è il partito fascista, quindi il partito fascista elegge nella circoscrizione 15 deputati, mentre 8 vengono eletti in maniera proporzionale dagli altri partiti che ottengono i voti. Ed è interessante il fatto che a rappresentare la provincia di Gorizia sia un deputato solo della lista fascista e 3 diciamo, di liste non fasciste. Questo che cosa sta a significare? Che diciamo, il voto così non fascista o antifascista, chiamiamola così, fu in percentuale molto più alto nel Goriziano che non negli altri territori della circoscrizione della circoscrizione della Venezia Giulia, e soprattutto fu dovuto al fatto che in modo particolare nelle località slovene, in cui il controllo del sistema del partito non era ancora così rigido, si ottenne una percentuale di voti soprattutto alle liste, alla concentrazione slovena che si era costituita, e quindi vennero eletti praticamente 3 deputati non fascisti, tutti e 3 sloveni, però 2 eletti nella lista della concentrazione slovena e 1 eletto nella lista del Partito Comunista. Spieghiamo questo concetto perché per qualcuno così, e soprattutto chi non è delle nostre zone, fa fatica magari a capire. Se vi ricordate, soprattutto quelli che avevano seguito il corso anche gli altri anni, quando abbiamo parlato delle elezioni in queste terre, avevamo detto che ancora in epoca asburgica, nella parte italiana della provincia c'erano 3 partiti sostanzialmente: il Partito Cattolico, il Partito Liberale e il Partito Socialista. Altrettanto avveniva nella parte slovena di questi territori: c'era il Partito Cattolico sloveno, il Partito Liberale sloveno e il Partito Socialista, con una differenza che adesso spiego. Mentre nella parte italiana ovviamente il cattolico votava per il Partito Cattolico Italiano, nei comuni sloveni avveniva all'incontrario, perché c'erano i candidati sloveni, eccetera. E così avveniva anche per il Partito Liberale: c'era il Partito Liberale Italiano e quello di lingua slovena. Invece il Partito Socialista Italiano
aveva diciamo una stessa organizzazione che valeva sia per gli italiani che per gli sloveni, per cui al Partito Socialista si iscrivevano tanto gli italiani quanto gli sloveni. E nelle liste del Partito Socialista già in Austria c'erano candidati di lingua slovena, quindi praticamente si spiega anche il perché nei comuni di lingua slovena si votava in grande maggioranza per la lista della concentrazione slovena, ma si votava anche per il Partito Socialista, questo nel periodo asburgico. Successivamente, quando viene annessa la regione all'Italia, la provincia all'Italia, avviene un po' la stessa cosa, per cui nella parte italiana ovviamente si vota e prevalgono i partiti italiani, quindi il Partito Popolare Italiano, il Partito Socialista, il Partito Liberale, eccetera. Nella parte slovena, sia per le elezioni del 21 che per quelle del 1924, i due partiti, il cattolico e il liberale, costituiscono una lista unitaria, per cui c'era questa lista che si chiamava Concentrazione Slovena, che raccoglieva la stragrande maggioranza dei voti nei comuni sloveni. E nel 21, sia nel 21 che nel 24, però anche alcuni partiti italiani diciamo iscrivevano nelle loro liste elettorali anche candidati di lingua slovena. E infatti nel 1924, le elezioni di cui stiamo parlando, viene eletto Giuseppe Srebrnic, che era un comunista di lingua slovena però, no? Quindi anche proprio perché era stato inserito nella lista del Partito Comunista. Quindi nel panorama politico del 24, un eletto nella lista fascista, 2 eletti nella concentrazione slovena, un eletto nel Partito Comunista, comunque anche lui di lingua slovena. Dico fra parentesi perché in periodo asburgico, per esempio, il Partito Socialista di allora riusciva ad eleggere al Parlamento di Vienna un proprio deputato a Trieste, e questo deputato riusciva ad essere eletto grazie anche ai voti degli operai sloveni che abitavano a Trieste, nei quartieri operai. Il Partito Socialista riusciva a conquistare un seggio al Parlamento europeo, al Parlamento di Vienna, anche grazie a questa alleanza, cioè grazie al fatto che nel Partito Socialista c'erano sia socialisti di lingua italiana che socialisti di lingua slovena. Allora, io vi presenterei adesso i 4 deputati che vengono eletti nel 1924. Spero di sì, eccolo. Sì, sì. Si riesce? Bene. Allora, questo è il deputato Francesco Marani. Francesco Marani è l'unico deputato che viene eletto nel listone fascista. Lui viene eletto a 74 anni. Era stato per 2 mandati deputato liberale al Parlamento di Vienna, poi era stato podestà del comune di Gorizia, aveva studiato legge, quindi era un avvocato, si era laureato all'Università di Vienna, e viene scelto come rappresentante del goriziano listone fascista. La sua scelta non fu molto semplice, perché in vista delle elezioni il partito fascista si divise un po' il fascismo goriziano, proprio perché, come vi dicevo, c'era sempre stata questa, e ci sarà sempre per l'intero ventennio, questa lotta interna fra le 2 componenti del fascismo goriziano, quelli i fascisti delle vecchie province, quindi quelli che si erano trasferiti
a Gorizia delle altre province italiane, quindi quelli che erano stati i protagonisti delle lotte iniziali, delle violenze squadriste, e i fascisti goriziani, che venivano un po' considerati dai primi un po' come cattivi italiani, nel senso che ancora si sentivano legati alla vecchia amministrazione asburgica, che erano stati amministratori, e quindi ci fu prima delle elezioni proprio un forte contrasto fra queste due componenti, tanto che dovette intervenire per la scelta appunto del deputato, di colui che doveva essere candidato alle elezioni, dovette intervenire il segretario della Federazione Fascista di Udine, che comprendeva comunque anche Gorizia, perché come abbiamo detto Gorizia era stata soppressa come provincia, e quindi interverrà il segretario provinciale udinese e imporrà Marani, e la imporrà Marani, anche se i fascisti goriziani avevano scelto come proprio candidato Caprara. Caprara era un fascista delle vecchie province, ed era il segretario del fascio di Gorizia. E questa contraddizione porta addirittura al fatto che Marani non accetti di essere il candidato. Ci sarà una nuova ulteriore forzatura da parte del segretario provinciale della Federazione dei Fasci, proprio perché non si poteva permettere che venisse eletto a rappresentare Gorizia uno che goriziano non era, e quindi Marani venne candidato e venne appunto eletto. Lui si farà l'intera legislatura. Fu un candidato abbastanza debole, proprio perché l'età un po', quindi non fu molto presente, però alla fine della legislatura, nel 29, verrà nominato senatore. Come sapete, i senatori erano di nomina regia, e quindi verrà premiato con questa nomina a senatore. Morirà nel 35-36, quindi subito, nel 34, quindi pochi anni dopo. Eccolo. Il secondo deputato è Engelberto Bezetniak, sloveno. Lui era sloveno di Gorizia, anche lui avvocato, aveva studiato legge a Vienna, si era laureato là, e era della componente cattolica della concentrazione slovena. E nel primo diventò abbastanza famoso perché in diversi interventi che fece in Parlamento si esprimeva anche in lingua slovena, quindi si caratterizzò anche per questo, però nei suoi interventi espresse quindi fedeltà allo Stato italiano, al governo italiano, ma si oppose e quindi denunciò anche pubblicamente così le violenze che vennero fatte nei confronti della comunità slovena, e soprattutto le leggi che obbligavano a cambiare i nomi dei paesi, i cognomi, e soprattutto la chiusura delle scuole di lingua slovena. Comunque ribadì la fedeltà dell'elettorato sloveno, che avrebbe ubbidito alle leggi italiane, ma non avrebbe accettato le discriminazioni. Diciamo che alla fine del suo mandato parlamentare dovette emigrare, perché, come vedremo meglio in una delle prossime elezioni, nonostante fosse avvocato, praticamente venne revocata l'autorizzazione a professare a libera professione, in quanto non poteva iscriversi all'ordine degli avvocati, e quindi non poteva esercitare, appunto perché per iscriversi all'ordine degli avvocati, vedremo anche in seguito, bisognava superare
una difficile prova di lingua italiana. Lui conosceva bene il tedesco, conosceva anche l'italiano, ma ovviamente l'ordine degli avvocati bocciò praticamente tutti gli avvocati sloveni che avessero richiesto di entrare a far parte dell'ordine. Quindi lui emigrerà in Argentina e poi si trasferirà in Jugoslavia, a Belgrado, parteciperà alla lotta di liberazione come dirigente politico e nel secondo dopoguerra si stabilirà a Gorizia, dove la sua casa verrà, tra parentesi, devastata nel 1947, subito dopo l'annessione di Gorizia all'Italia da una folla di nazionalisti italiani, e lui parteciperà, sarà uno dei fondatori nel 1954 dell'Unione Slovena. L'Unione Slovena è un partito, per chi diciamo non è del nostro terre, è un partito che attualmente è attivo in questi territori, diciamo che politicamente si collocava al centro dello schieramento politico, per cui l'Unione Slovena è sempre stata negli anni della Prima Repubblica alleata della Democrazia Cristiana e diciamo negli ultimi anni si colloca generalmente nell'area del centro-sinistra, ecco, diciamo così, molto schematicamente. Quindi diciamo sarà un dirigente politico attivo anche nel secondo dopoguerra. Invece questo è Giuseppe Wilfan, lui era della componente liberale invece della minoranza slovena. Lui era nativo di Trieste, anche lui aveva studiato legge a Vienna e anche lui era avvocato, e tra parentesi nel 1920, quando ci sono le violenze fasciste a Trieste che culminano con l'incendio dell'Hotel Balkan, viene devastato anche il suo studio legale che aveva appunto a Trieste. E anche lui a Montecitorio si esprimerà in lingua slovena, denuncerà gli abusi che la comunità slovena era costretta a sopportare e naturalmente anche lui al termine quando verranno dichiarati decaduti i deputati non fascisti nel 26, emigrerà all'estero, parteciperà alla lotta di liberazione in Jugoslavia e morirà a Belgrado, verrà sepolto invece a Lubiana. Quindi sarà attivo anche nel corso della lotta di liberazione. Ecco, questo è il terzo deputato di lingua slovena, Giuseppe Srebrnic, che qui viene ritratto nella scheda che viene fatta, gli fu fatta quando venne arrestato nel 26. Parleremo anche dopo di questo, ma nel 26, alla fine del 26, con le leggi eccezionali fascisti, vengono dichiarati vengono espulsi dal Parlamento tutti i deputati non fascisti. E proprio Srebrnic viene arrestato proprio all'uscita da Montecitorio nel 26, viene mandato a Udine in quanto alla questura di provenienza e lì appunto viene scattata la foto e parleremo meglio anche di questa questione nelle prossime lezioni, dalla Commissione Provinciale per il Confino viene inviato al confino per 5 anni a Lampedusa. Eccolo qui è ritratto proprio a Lampedusa. Quindi la pena del confino era di 5 anni. Al termine dei 5 anni rientra a Gorizia. Tra parentesi, è interessante questo personaggio perché anche lui era originario di Salcano. Salcano è un piccolo comune proprio alle porte di Gorizia, anzi faceva parte nel ventennio del comune di Gorizia proprio, quindi oggi una volta proprio c'era il valico di frontiera Salcano, quindi lui era di Salcano
aveva iniziato a studiare anche lui legge a Vienna, dopodiché era stato chiamato alle armi, mandato sul fronte russo, lì aveva disertato dall'esercito austro-ungarico e aveva partecipato, come altri, abbiamo visto anche l'anno scorso, come altri prigionieri di guerra austriaci, alla rivoluzione d'ottobre. Quindi lui era già socialista prima di partire per la guerra e nel primo dopoguerra anche lui rientrerà facendo il giro per la Cina, quindi ebbe tutte quante quelle vicende che abbiamo visto nelle scorse elezioni, e si stabilisce appunto nel suo paese Salcano. Alle elezioni del 22 viene eletto in consiglio comunale e diventa vice sindaco di Salcano, poi eletto nel 24, arrestato nel 26, inviato al confino fino al 1931, lo rimandano lui rientra nel suo paese a Salcano e naturalmente non potendo più operare fugge all'estero, quindi si rifugia in Jugoslavia, quindi espatria clandestinamente perché non gli veniva concesso il passaporto, in quanto prigioniero prigioniero politico, e viene arrestato subito in Jugoslavia, consegnato alla polizia italiana e nuovamente condannato al confino, per cui in pratica verrà inviato a Ustica e alla fine degli ulteriori 5 anni di confino gli verrà rinnovata la pena, e quindi di confino in confino praticamente lui esce dalle località di confino, farà anche un po' di carcere perché a Ustica parteciperà assieme agli altri confinati ad una manifestazione per lo scarso cibo che avevano questi confinati, verrà condannato a 1 anno e mezzo di carcere perché sconterà nel carcere di Napoli e poi proseguirà la pena del confino a Ustica. Praticamente lui ritorna a casa nei primi giorni di settembre del 1943, quindi praticamente viene arrestato alla fine del 26 e si fa 15-16 anni fra carcere e confino. Qui lo vediamo nel 1944, una foto interessante, ne parleremo di questi argomenti indubbiamente. Siamo sul Coglio, proprio pochi chilometri da Cormons a Cosbana del Coglio, perché appena rientrato dal confino, siamo nel settembre del 43, si aggrega immediatamente alle formazioni partigiane, diventa un dirigente della resistenza slovena e qui viene siamo nel luglio del 44, a Cosbana, in questo paesino del Coglio, viene organizzato quello che loro chiamavano i meeting partigiani. C'è una riunione di 3-4 mila persone, praticamente una buona fetta degli abitanti del Coglio, con bambini, ci sono queste foto che indicano questa grande partecipazione, perché in quel momento si stava propagandando l'invito alla popolazione a votare per il fronte di per diciamo i rappresentanti nel fronte di liberazione locale, fronte di liberazione sloveno, che avrebbe gestito anche i comuni nelle zone libere. Di fatto il Coglio era una zona libera, non c'erano presidi né tedeschi né di truppe collaborazioniste italiane o slovene, e in pratica il Fronte di Liberazione sloveno anche amministrava i comuni. Quindi ci fu, la gente venne chiamata a votare per i propri rappresentanti in questi nuovi organi di governo. Interessante la foto perché dietro si vede un partigiano, i cormonesi, anche i locali, Giovanni Vanni, che è il commissario politico della divisione Garibaldi-Natisone, che anche lui parlerà nel corso del comizio, e dietro ancora si vede il prete Don Feriancic, che verrà
eletto presidente del Fronte di Liberazione Sloveno del Coglio, e quindi sarà l'amministratore del Coglio fino al termine della guerra. In questa occasione parlerà anche il rappresentante, il maggiore della missione inglese, paracadutato appunto sul Coglio e aggregato alle formazioni partigiane garibaldine. Quindi sono argomenti di cui parleremo. E appunto Srebrenica morirà 2 giorni dopo, perché era impegnato in questa campagna di sensibilizzazione, di mobilitazione, quindi si spostava da una zona all'altra. Morirà attraversando assieme a altri 2 compagni il fiume Isonzo, che era in piena, nonostante fosse un ottimo nuotatore, morirà proprio pochi giorni dopo, quindi nel luglio del 1944. Ecco, quindi questi erano i 4 deputati, deputati eletti nella nella zona a rappresentare il Goriziano nel Parlamento italiano. Quindi un rappresentante del partito fascista, 2 rappresentanti della concentrazione slovena e un rappresentante del partito comunista. Ecco, io mi fermo un attimino qui, non so se ci sono richieste, se è stata chiara la cosa, quindi tutti e 3, eccolo, i 3 dell'opposizione vengono praticamente privati e quindi espulsi dal Parlamento con le leggi eccezionali del novembre del 1926, quando vengono dichiarati decaduti tutti i deputati non fascisti, quindi al Parlamento rimangono solamente i fascisti eletti nella lista, e quindi diciamo rimane in carica solamente Marani, quindi l'unico deputato eletto nella lista, mentre gli altri 3 decadono. Ditemi voi. Se non mi dite niente, mi costringete ad andare avanti col pistolotto. Allora, io pensavo, visto che stiamo parlando di elezioni, di rimanere sempre lì nel periodo e di parlare di un'altra organizzazione del regime, della Ceca del Viminale. Allora, mi spiego. Abbiamo parlato l'altra volta, mi pare, dell'assassinio Matteotti, quindi Matteotti viene rapito, viene ucciso, il suo cadavere viene ritrovato alcune settimane dopo. Ma le indagini fatte dalla polizia portano naturalmente a scoprire subito, immediatamente, la macchina di chi era, che era stata usata per il rapimento, a individuare gli autori materiali del delitto, del rapimento, non del delitto, del rapimento, in quanto erano stati riconosciuti dai numerosi cittadini che lì attorno avevano notato questa macchina, che avevano, e quindi avevano individuato gli autori materiali. Si sa chi aveva noleggiato la macchina, perché era una macchina di noleggio, quindi viene fuori che diciamo dietro questa organizzazione, questo fatto, c'è un'organizzazione segreta che si chiama Ceca del Viminale. Ceca è il nome praticamente tradotto dei servizi segreti russi, no? Ceca del Viminale, proprio perché era alle dipendenze dirette del ministro degli interni, quindi in quel momento di Mussolini, perché Mussolini era capo del governo, ma aveva tenuto anche l'incarico di ministro degli interni.
Questa cieca era praticamente, viene concepita alla fine del 1923 da un personaggio che noi conosciamo abbastanza bene, da Francesco Giunta. Francesco Giunta era in quel momento il segretario nazionale del partito fascista. Francesco Giunta era il capo degli squadristi triestini, lui toscano, quindi era quello che praticamente aveva portato a termine l'operazione dell'incendio dell'Hotel Balkan. Quindi su sua iniziativa nasce questa organizzazione segreta che aveva il compito di fare azioni extralegali, chiamiamole così. E quindi doveva eliminare oppure minacciare, bastonare, diciamo, coloro che venivano considerati contrari al governo, al regime, insomma, no? E non erano solamente gli antifascisti, non so, per esempio la Ceca praticamente devastò la casa del presidente, l'ex presidente del Consiglio Saverio Nitti, che non era un sostenitore del governo Mussolini, tanto che Nitti dovette scappare all'estero per evitare ulteriori violenze. Ma questa organizzazione eliminava anche i fascisti dissidenti. Il caso più clamoroso sarà quello del fascista Cesare Forni. Cesare Forni era un fascista di vecchia data, che però alle elezioni del 24 aveva costituito una lista fascista che non aveva naturalmente l'appoggio di Mussolini e quindi del sistema, quindi una lista di contestatori, e per questa ragione viene punito, perché viene in stazione a Milano, viene aggredito, bastonato e muore proprio lì in stazione proprio per le botte che aveva ricevuto. Allora, questa era la finalità della Ceca. A capo di questa Ceca c'era un triumvirato, chiamiamolo così, che questo viene ricostruito sia dai giudici che naturalmente poi dopo dagli storici negli anni successivi. Dunque c'era Cesare Rossi. Cesare Rossi era in quel momento era membro del Gran Consiglio del Fascismo, quindi un personaggio importante, era vice segretario del Partito Nazionale Fascista e era il capo dell'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio, quindi era un uomo a diretto contatto, se non alle dirette dipendenze con Mussolini. E lui, accanto a lui, lui era, diciamo, il capo operativo, quindi era colui che riceveva gli ordini e organizzava le operazioni. Accanto a lui c'era Giovanni Marinelli. Giovanni Marinelli, che era il segretario amministrativo del partito fascista e che era quello che finanziava le operazioni, quindi quello che metteva i soldi per fare le operazioni. E poi c'era Amerigo Dumini. Amerigo Dumini era il capo squadra, era quello che, ricevuto l'ordine, sceglieva quelli che dovevano fare le operazioni, e infatti Dumini sarà quello che guiderà il gruppo che porterà al rapimento di Matteotti. Allora, storicamente, ecco, diciamo, Matteotti viene eliminato perché poche settimane prima aveva denunciato in Parlamento i brogli, gli abusi fatti durante le elezioni, quindi aveva sostanzialmente dimostrato che i risultati elettorali erano stati falsati dai brogli, dalle violenze, eccetera. Ma anche per una seconda ragione, perché dietro c'era anche, chiamiamola così, una matrice affaristica. Che cosa era successo? Che pochi giorni prima delle elezioni, no, pochi giorni dopo le elezioni, il governo Mussolini praticamente aveva sottoscritto un contratto con una multinazionale del petrolio, delle ricerche petrolifere, una certa Sinclair Oil americana,
la quale aveva ottenuto diciamo, l'autorizzazione a ricercare petrolio, metano nella pianura padana e in Sicilia, quindi praticamente su circa 80.000 km quadrati, circa un quarto del territorio nazionale. Questa società aveva avuto diciamo, l'esclusiva di fare ricerche. Perché c'entra Matteotti? Perché in contatto con i lavoristi inglesi, non i lavoristi, ma anche le società petrolifere inglesi interessate ad avere questa possibilità di trovare il petrolio in Italia, avevano praticamente sollevato il problema che dietro diciamo, l'affidamento ad una ditta americana ci fossero dei soldi che furono dati a qualcuno, e quindi ci fu, soprattutto in Inghilterra, diciamo una raccolta di dati che dimostravano che questa impresa americana aveva finanziato diciamo, personaggi importanti che potevano condizionare la scelta di questo affare. Quindi si stava parlando di tangenti e, diciamo, attraverso il Partito Laburista inglese, Matteotti era riuscito ad ottenere dei documenti che diciamo, avrebbero dovuto dimostrare diciamo, l'esistenza di tangenti, e tangenti che secondo questi documenti erano state erogate attraverso Filippelli, che c'entrerà anche nell'omicidio di Matteotti, ad Arnaldo Mussolini. Arnaldo Mussolini, il fratello del duce, era in quel momento il direttore del Popolo d'Italia, quindi era il direttore dell'organo del partito fascista. Quindi c'era questo sospetto che ci fossero state delle tangenti che erano arrivate al partito attraverso questo direttore del Popolo d'Italia. E infatti gli storici appunto hanno ricostruito questa vicenda. Quando fu ritrovato il corpo di Matteotti, fu ritrovato tutto, ma non fu ritrovata la borsa che Matteotti portava con sé, in cui si dice ci fossero questi documenti, proprio perché era stata programmata in Parlamento un intervento di Matteotti appunto a proposito di questo argomento. E la ricostruzione storica dice che questa borsa sia arrivata fino diciamo, all'ufficio di Mussolini, e che Mussolini abbia incaricato un colonnello dei servizi segreti di distruggere la borsa con i documenti che c'erano all'interno. Quindi, oltre diciamo che dietro questa storia di Matteotti c'è anche questa matrice, chiamiamola così, affaristica, in base alla quale Matteotti appunto in Parlamento avrebbe denunciato la compromissione del regime, quindi un regime corrotto che prende, quindi avrebbe indubbiamente diciamo, fatto un lavoro considerevole contro il sistema, il regime, che avrebbe portato ulteriore discredito in un momento in cui il regime poteva considerarsi già affermato, in quanto aveva eletto in Parlamento la grande maggioranza dei deputati. Allora, per rimanere in tema alla inchiesta, le indagini preliminari del rapimento di Matteotti portano diciamo a individuare gli esecutori materiali che vengono arrestati, ma anche i mandanti. Dunque, andiamo un po' per ordine. Gli esecutori materiali vengono arrestati
ma vengono arrestati anche coloro che erano un po' i responsabili di questa cieca che aveva ordinato il rapimento. E quindi quando si capisce, insomma, che c'è stato un rapimento, quando si scopre anche il cadavere di Matteotti, in pratica che cosa succede? Succede che Mussolini cerca di liberarsi di quelli che erano responsabili e che potevano portare direttamente a lui, tanto che il capo della polizia, Emilio De Bono, viene immediatamente destituito dall'incarico. E invece gli altri due esponenti, Giovanni Marinelli, che era il segretario amministrativo, viene allontanato dal partito, e altrettanto avviene con Cesare Rossi, che era anche lui era vice segretario del partito. Però Cesare Rossi, che capisce di essere stato scaricato, prima di farsi arrestare scrive una sua relazione sui fatti, e in questa relazione scrive espressamente che ha avuto l'ordine direttamente da Mussolini di fare l'operazione di Matteotti. Altrettanto fa questo Filippo Filippelli, che era il direttore del Corriere Italiano, era un giornale fascista romano, il quale era stato colui che aveva noleggiato la macchina che era servita per il rapimento. Quindi diciamo che la polizia arriva subito a lui. E anche questo Filippo Filippelli scrive una propria relazione, e quindi un proprio... E questi due relazioni che i due fanno proprio perché si pensavano di essere in pericolo, anche in pericolo di morte, vengono pubblicate su dei giornali antifascisti. Quindi la relazione di Cesare Rossi viene pubblicata dalla rivista Il Mondo, del liberale Amendola, e invece l'altro di Filippelli viene pubblicata su un giornale antifascista non mollare, un giornale antifascista fiorentino. Per cui di fatto si viene a sapere che il mandante dell'operazione Matteotti si deve cercare agli alti vertici ed è appunto Mussolini. Il primo ad uscire di scena però è Emilio De Bono, perché che cosa succede? Che Emilio De Bono viene denunciato per l'omicidio di Matteotti da Giuseppe Donati, che in quel momento era il direttore del Popolo, cioè l'organo non fascista, ma l'organo del Partito Popolare, e siccome De Bono era senatore, il Senato, come avviene oggi, prima di concedere l'autorizzazione a procedere, fa un proprio processo, e Emilio De Bono in pratica viene prosciolto dal Tribunale del Senato, anche se con formula di dubbio, da qualsiasi imputazione, per cui praticamente De Bono viene, diciamo, esce dall'inchiesta. Rimangono però sotto imputazione sia gli autori materiali che anche coloro che vengono indicati come i mandanti. Allora, che cosa succede? Che intanto, mentre si sviluppa l'inchiesta, e si sviluppa nel senso che va nella direzione di colpire agli alti vertici, i due giudici delle indagini preliminari vengono promossi e quindi allontanati da Roma, quindi eccolo. E viene assegnata l'incarico di completare le indagini preliminari a un giudice, si chiamava Nicodemo Del Vasto, che era cognato del segretario nazionale del partito fascista Roberto Farinacci. Quindi le indagini passano
diciamo, a un giudice che insomma era molto vicino al partito fascista. E comunque il giudice riconosce comunque colpevoli tutti quanti gli autori materiali e riconosce colpevoli anche i due mandanti, cioè sia Cesare Rossi che Giovanni Marinelli. Tutti però vengono scarcerati per effetto dell'amnistia per i reati politici, cioè praticamente ci fu un'amnistia che permise a questi indicati come autori, cioè come mandanti di un omicidio politico, quindi possono uscire dal carcere proprio in base a questa, amnistia che aveva una durata di 4 anni, quindi vengono considerati mandanti, però mandanti di un delitto politico in base all'amnistia per i delitti politici, quindi vengono scarcerati. Rimangono in carcere Dumini e gli altri che avevano partecipato materialmente al sequestro. Intanto il processo viene trasferito da Roma a Chieti. Questo avviene per motivi di sicurezza, quindi diciamo lo si toglie perché questo processo veniva seguito anche dalla stampa estera, quindi non era una buona immagine per lo Stato italiano, quindi lo si trasferisce a Chieti, quindi una sede un po' più isolata, no? Quindi un po' più fuori mano. E a difendere gli autori materiali del rapimento c'è niente proprio di meno che Roberto Farinacci, che è il segretario nazionale del partito fascista, quindi il suocero del giudice che aveva mandato al processo. E naturalmente Farinacci in pratica fa pressioni su giudici che dovevano, cioè spiega benissimo che era un processo politico da cui il regime doveva uscire, diciamo, abbastanza pulito. E quindi la linea difensiva che assume Farinacci è quello di dimostrare che Matteotti è morto in seguito a cause naturali, in seguito ad una emorragia che era stata provocata, secondo appunto l'avvocato, da una precedente malattia tubercolare che aveva avuto Matteotti. Quindi non si fa cenno al fatto che effettivamente Matteotti fu ucciso appunto a pugnalate. Quindi passa questa tesi e praticamente in questo processo vengono condannati a 5 anni e 11 mesi Dumini e altri 2 che avevano partecipato materialmente al rapimento e all'uccisione. Però quindi dunque la sentenza è del marzo del 26 e vengono però immediatamente scarcerati proprio perché in base all'amnistia di cui parlavo prima, che dava l'amnistia di 4 anni, vengono immediatamente scarcerati perché avevano passato in carcere 1 anno e mezzo, quindi praticamente vengono immediatamente scarcerati. Allora, dopo vediamo com'è che andrà a finire anche nel successivo processo che avverrà nel dopoguerra. Allora, io vi condivido adesso, vi faccio vedere, ecco, vedete Matteotti, no? Ecco, Matteotti, qui sono i giornali che davano notizia, questa è la Gazzetta di Puglia che dava notizia della scomparsa di Matteotti, non si sapeva per quali ragioni. Qui è un articolo della giustizia appunto che parla sempre del rapimento. Questa è la famosa macchina che venne usata per il rapimento, quindi una macchina aperta in cui vennero facilmente individuati
coloro che furono gli autori materiali. Questo è il momento in cui viene ritrovato il cadavere di Matteotti. Ecco, questo è Giunta, quello che aveva, diciamo, ideato la famosa cieca del Viminale, quindi questa organizzazione clandestina. Questo è Cesare Rossi, che era il, diciamo, diretto contatto con Mussolini, quindi vice segretario del Partito Nazionale Fascista, quello che scriverà le sue memorie che appunto per timore di essere a propria volta colpito, e questo è Giovanni Marinelli, che era l'amministratore del Partito Nazionale Fascista. E questo è Domini è colui che aveva scelto gli uomini per l'operazione. Ecco, qui c'è di nuovo qui l'Avanti invece che dà l'annuncio del ritrovamento del cadavere di Matteotti. Qui è il Popolo, da non confondersi col Popolo d'Italia, questo era l'organo del Partito Popolare Italiano, quindi mentre quello fascista era il Popolo d'Italia, l'organo del partito. Allora, si è fatto tardi, magari la prossima volta vediamo quale compenso avranno coloro che saranno sono stati protagonisti di questa vicenda, e poi dopo che cosa succederà nel secondo dopoguerra, quando verrà rifatto il processo Matteotti.